Buona giornata, ben ritrovati con l'approfondimento del mercoledì dedicato alla CGIL. Il tema che affrontiamo quest'oggi è un tema sicuramente di grande interesse e di grande attualità ed è quello relativo alla sanità, alla medicina nel territorio tra pubblico e privato. Qui con me in studio, le ringrazio per essere con noi, Annarita Contessotto, buongiorno. Annarita, grazie per essere qui, e Antonella Martini, buongiorno anche a lei, entrambe dunque dello SPI CGIL di Treviso. Ricordo naturalmente a voi telespettatori che come sempre potete intervenire con le vostre domande. Ora la regia metterà in sovrimpressione il numero di telefono al quale potete chiamare. Eccolo qui, lo vedete, per appunto intervenire in diretta alla nostra trasmissione. Cominciamo dunque subito ad affrontare questo tema con un'indagine che è stata portata avanti dallo SPI CGIL. Prima di entrare nel merito proprio dello studio, Annarita Contessotto, come l'avete articolato, su che dati si basa questa indagine? Allora, questa indagine accorpa 3 tipi di ricerche differenti nel territorio. Allora, i dati vengono sia dalla relazione di bilancio dell'ULSS 2 della provincia di Treviso, appunto dati 2024, dopodiché anche dal PIAO, che è il piano di programmazione delle attività sempre dell'azienda ospedaliera, e poi una indagine condotta proprio dall'ufficio studi sulle disuguaglianze in salute, dove abbiamo intervistato 1000 cittadini per verificare le disuguaglianze di accesso alla salute, la fiducia nel medico di medicina generale e anche la conoscenza dei servizi e del sistema di assistenza territoriale nella provincia di Treviso. Ecco, allora cominciamo subito con le slide proprio per inquadrare la questione. Medicina nel territorio, quale servizio pubblico o privato? E anche qui insomma si apre un mondo, perché lo sappiamo quante persone molto spesso proprio nella difficoltà di ottenere un appuntamento con il Servizio Sanitario Nazionale sono costrette a rivolgersi al privato a pagamento, quindi insomma alla fine, no? Sì, difatti stiamo assistendo a uno sgretolamento del servizio sanitario pubblico e ad una privatizzazione, e quindi una parte di cittadini che escono sempre di più dal perimetro delle tutele del servizio sanitario pubblico. Ma come lo vediamo? Andando prima a vedere nel territorio qual è il primo avamposto dove il cittadino si rivolge per rispondere a un bisogno di salute: dal medico di medicina generale. Vediamo questa slide, cosa ci racconta? Una fotografia del territorio dove vediamo quanti medici sono presenti in ogni zona e quali sono le zone carenti, ovvero quanti medici mancano. Vediamo che dal 2019 al 2024 in alcuni territori cresce inesorabilmente il numero di zone carenti, ovvero di carenza di medici di medicina generale, e qui non lo possiamo più considerare un fenomeno dovuto a delle condizioni temporali non stabili, ma è ormai strutturale. Vediamo la zona del Coneglianese, dove addirittura nel 2023 c'è stato il picco delle zone carenti con 32, per poi attestarsi a 26. Attualmente nel 2025 stiamo ancora aspettando l'aggiornamento, però non vi saranno flessioni così importanti da non considerare ancora questa zona una zona colpita dalle carenze, come anche Treviso Sud e anche Castelfranco. Annarita Contessotto, scusi, le faccio una domanda relativa ai numeri, no? Sì. Vediamo 32 per esempio, 26, 21, 5 nella fascia del Coneglianese. A che cosa si riferisce il numero? Ai comuni, ai medici che mancano? Cosa? Esatto, sono proprio le zone carenti, i medici che mancano nel territorio. Quindi zone si intende medici, insomma, che non sono coperti, esatto, che non coprono, che non rientrano nella copertura del numero minimo di pazienti per medico. Quindi l'ultimo dato, prendo per esempio il picco più alto, quello del Coneglianese, del 24, sono 26, quindi mancano 26 medici. Sì, abbiamo delle zone molto scoperte.
ed è difficile riuscire a colmarle. E tra l'altro lo vediamo poi nella slide successiva di come il livello del numero di pazienti per medico sia molto più alto rispetto ai parametri minimi. Se a livello nazionale vi è un massimo tra 1300 e 1500 pazienti di minimo, abbiamo che il 70% dei medici supera i 1500 pazienti e i 1800 vengono superati dal 26% dei medici. E infatti questa è un'altra tematica, no, di grande interesse che molto spesso viene sottolineata proprio dai cittadini, perché ovviamente un medico oberato di pazienti darà delle risposte diverse rispetto a uno che ne ha meno, non fosse altro che per la difficoltà di ottenere l'appuntamento magari per una visita. Esatto, proprio così. Sì. Antonella Martini, in effetti, se andiamo alla slide successiva, vediamo subito quali sono i tempi di attesa, questi per il medico di medicina generale. Abbiamo nel campione che è stato intervistato, come diceva prima Narita, di 1000 soggetti, un'attesa di circa una settimana per 245 soggetti, più di una settimana per 180 soggetti, dai 2 ai 4 giorni altri 375 soggetti, un giorno 179 soggetti. Ecco, quindi si capisce che nel momento in cui c'è una malattia, un disturbo importante, molto spesso la risposta dal territorio non c'è, e non c'è non tanto per responsabilità dei medici, ma proprio per, come si diceva prima, una carenza di figure medici di medicina generale, che tra l'altro è una carenza che c'è per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta, per la continuità assistenziale, quella che si chiama comunemente guardia medica. Quindi, come si diceva, è proprio una criticità ormai strutturale e che permane dal 2019 al 2024. Abbiamo visto proprio dall'analisi del bilancio dell'azienda una costante diminuzione di queste figure importantissime come primo accesso del cittadino nel caso appunto di problemi di salute. Questo. Cosa succede? Cosa succede nel momento in cui non hai la risposta dal medico di base? Corri al pronto soccorso. Ecco, gli accessi al pronto soccorso che non diminuiscono, anzi negli anni abbiamo visto una stabilizzazione se non un aumento, per il 63% sono codici bianchi. Sono codici bianchi che potrebbero essere tranquillamente risorti nella maggior parte dei casi, tranne comunque sempre le eccezioni, dal territorio. Poi vediamo che c'è un 25% di codice rosso, un 2% di codice rosso, un 25% di codice giallo e un 10% di codice verde. Ecco, questi gli accessi al pronto soccorso. Però quello che è significativo è quel 63% di codici bianchi. Vero è che la nostra azienda sanitaria sta investendo molto nel territorio, soprattutto grazie ai finanziamenti PNRR per le case di comunità. Ecco, la casa di comunità dovrebbe essere il primo accesso del cittadino, con la presenza, sì, oltre che del medico di medicina generale, ma anche di tutta una serie di prestazioni di primo livello, non so, la radiografia, l'ecografia, appunto, che consentirebbero di sgravare i pronti soccorsi. Sono in corso la realizzazione di 17 case di comunità sparse in tutta la provincia. Dovrebbero anche essere in fase di ultimazione, almeno questo dai dati che fornisce l'USL. Però ci si chiede d'altro canto qual è la risposta in termini di personale, cioè alla realizzazione delle strutture, l'ampliamento della cittadella, ad esempio a Treviso, come l'adeguamento di tutti gli ospedali e delle case di comunità. Ecco, all'ampliamento, all'adeguamento di queste strutture è corrisposta o
è stata programmata adeguatamente un'assunzione di personale, un aumento del personale dipendente. Ecco. Per far sì, no, che queste case di comunità funzionino, esatto. Non siano delle scatole vuote, ovviamente. E penso alle parole che ha detto proprio l'altro giorno il neo assessore alla sanità, il professor Gerosa, nominato proprio sabato dal presidente della regione Stefani, in relazione a una domanda che gli era stata fatta sulle chiusure degli ospedali. Diceva: la sanità non è fatta solo di muri e di edifici, ma di persone, di medici, di personale, di infermieri, di OS e di quant'altro, che sono il vero motore portante, no, di tutta la sanità. Volevo però, Anna Rita Contesotto, fare ancora due parole su queste case di comunità, che rappresentano un po' quello che sarà il futuro della nostra sanità, e che sicuramente, se funzioneranno come dovrebbero funzionare, porteranno indubbiamente dei grandi vantaggi. Quel 63% di codici bianchi che vedevamo nella torta, no, di prima, degli accessi al pronto soccorso, dovrebbe ridursi drasticamente, quindi questo porterebbe ad un grande miglioramento dell'attività del pronto soccorso, quindi non più ad attese di ore ed ore ogni volta che si va al pronto soccorso, ma far sì che vengano presi in carico dal pronto soccorso solamente quei casi che sono veramente urgenti e che necessitano di pronto soccorso, mentre tutte le altre patologie dovrebbero essere già affrontate appunto dalla medicina territoriale. Vogliamo spiegare un po' meglio anche a chi ci segue da casa che cosa saranno queste case di comunità, che forse in molti ancora non lo sanno? Sì, perché risulta quasi più un concetto, ma ancora una forma nel territorio non l'hanno trovata. Allora, intanto nel territorio nostro della provincia di Treviso sono previste 17 case di comunità con i parametri di una ogni 50.000 abitanti. E qual è la loro funzione? La loro funzione sarebbe molto più vasta rispetto alla risposta che c'è adesso al bisogno assistenziale dove si va dal medico di medicina generale, ma ci sarebbe un punto unico di accesso chiamato PUA all'interno della casa di comunità, e poi delle figure dove vi sarebbe il medico di medicina generale, gli infermieri, il medico specialista, quindi avrebbe una risposta, anche una presa in carico più ampia nel territorio, e diventerebbe quello un po' l'avamposto che intercetta la prima fase di bisogno e dà una risposta. Questo anche attenuerebbe, diciamo, il ricorso da parte della popolazione a tutta una serie di strategie alternative nel modo di curarsi, che è emerso sempre dalla nostra ricerca sulle disuguaglianze di salute, dove il 30% dei soggetti che sono stati intervistati e attendevano più di una settimana la visita del medico di base andavano a curarsi dove? Dal farmacista, o cercavano anche in internet, Google ormai risponde a tutto, o direttamente prenotavano una visita dallo specialista in modo privato, ma neanche nel privato convenzionato, ma il privato puro. Quindi c'è questa forma poi di cercare risposte in autonomia e nello stesso tempo di essere più informati, però che al di là del privato, diciamo, che è a pagamento, come sottolineava, il ricorso magari a internet, a cose così, insomma, può avere dei rischi enormi per la salute delle persone. Certo, è un accesso inadeguato anche alle cure stesse, mentre all'interno delle case di comunità vi sarebbe un percorso molto più ampio per il cittadino di presa in carico, di cura a 360 gradi, come era stato previsto anche dal DM77, dove veniva ripensata l'assistenza territoriale e riorganizzata nel 2022. Ecco. E quindi, insomma, sicuramente la situazione dovrebbe cambiare in maniera importante con l'entrata in vigore di queste case di comunità,
sperando che ci sia il personale per poterle farle funzionare. Qualche buona notizia sta arrivando, leggevo proprio questa mattina che il 2026, che tra poco inizierà, sarà l'anno che vedrà le prime lauree in medicina degli studenti che si sono iscritti a Treviso, quindi si spera naturalmente che poi questi giovani medici possano frequentare le scuole di specialità eccetera ancora nel nostro territorio e rimangano poi nel nostro territorio, nelle strutture pubbliche per esercitare la professione. Sì, ovviamente all'assunzione, cioè l'assunzione è garantita nel momento in cui ci sono le risorse per finanziarle, perché un altro problema è questo. Noi abbiamo visto negli anni, sempre le ultime analisi che abbiamo fatte si basano sull'ultimo quinquennio, che la spesa per il personale dipendente dell'uso, quindi quello gestito direttamente dell'uso e quello che fornisce tutti i servizi direttamente ospedalieri, ambulatoriali, è sì aumentata di un 13%, però teniamo conto che c'è stata un'inflazione del 17%, quindi di fatto abbiamo un taglio della spesa, perché quello che è stato l'aumento non è neanche stato in grado di coprire l'inflazione. E quindi dopo, analizzando il piano di organizzazione delle attività, anche lì vediamo una richiesta per il solo personale di comparto, richiesta che proviene dai diversi reparti, dai diversi dipartimenti, una richiesta per il solo personale di comparto, quindi infermieri, OS, tecnici, professioni tecniche, sempre in ambito ambulatoriale ospedaliero, di 462 unità. Parlo sempre di USL di Treviso, sono tante proprio da reperire nel territorio, oltre che da finanziare. Ecco, la situazione oggi è questa. Certo che con le lauree sia in medicina che in infermieristica presenti nel territorio, un dato positivo, ecco, ci dovrebbe essere, perché tra l'altro, oltre al calo o a questi tagli di spesa nel personale, vediamo anche una riduzione di quelle che sono le prestazioni ambulatoriali da parte delle strutture convenzionate. Quindi tutte le strutture convenzionate presenti nel territorio, e ce ne sono molte, per molte branche specialistiche c'è un calo di prestazioni anche qui. Nella slide successiva vediamo appunto che per la medicina fisica e la riabilitazione abbiamo una differenza in euro di spesa tra il 2023 e il 2024 di 150.380. Si tenga conto che la medicina fisica e riabilitativa è storicamente nella maggior parte erogata soprattutto dalle strutture private convenzionate intendo, e anche qui c'è un calo di spesa. Per quanto riguarda la neurologia abbiamo lo stesso 112.975 euro di spesa in meno, differenza sempre 2023-2024, per la cardiologia 82.594 in meno di spesa, 49.633 per la gastroenterologia e 44.570 per l'odontostomatologia e via dicendo, un po' meno per le altre branche. Ecco, anche questo dato evidenzia una riduzione di quelle che sono i servizi sanitari erogati dalle strutture pubbliche, che siano pubbliche, cioè quindi erogati direttamente dall'US, che attraverso le strutture, gli ospedali, le case di cura e gli ambulatori convenzionati. Ecco, anche questo dato fa emergere la situazione critica, ecco, della sanità pubblica, una situazione critica proprio determinata molto probabilmente da una difficoltà di finanziare la spesa. Ecco, ma come mai allora anche mi chiamano la pubblicità dalla regia, sì. Allora andiamo in pubblicità e dopo ritorniamo in diretta. Naturalmente vi ricordo che anche voi potete partecipare con le vostre telefonate. Pubblicità, a tra poco. Non con la mail.
Eccoci di nuovo in diretta, spazio di approfondimento della CGIL dedicato alla sanità, alla medicina nel territorio quale servizio pubblico o privato, il titolo della ricerca che è stata effettuata dallo SPCGIL di Treviso in relazione a quelle che sono le prestazioni sanitarie del territorio, indagine dalla quale emerge una fotografia della situazione, no? nella provincia di Treviso in relazione ai medici di base, in relazione a quelli che sono gli accessi, abbiamo visto, al pronto soccorso, in relazione a quelle che sono le zone carenti di medicina generale e a quelle che sono le prestazioni del privato convenzionato. Ci eravamo appunto fermati prima della pubblicità proprio su questo, analizzando come siano calati consistentemente sia calata consistentemente la spesa dell'azienda sanitaria per il privato convenzionato, e a capire un po' questo meccanismo ci aiuta anche la prossima slide, no? Anarita Contessotto, dove ha fatto l'esame o la visita specialistica. Ecco qui il quadro che emerge. Esatto, perché gli intervistati chiedevamo appunto se in struttura pubblica o nella struttura privata. Vediamo che nella struttura pubblica gli intervistati rispondono per il 68%, quindi ancora la maggior parte riesce ad effettuare l'esame e la visita specialistica nel pubblico. Ma poi abbiamo detto, chi si rivolge al privato? Come poi si muove all'interno? Vediamo che della percentuale del privato l'abbiamo poi scomposta e risultano questi dati. Nella struttura privata convenzionata vanno il 23% dei soggetti, mentre gli altri, il 30%, va nel privato non convenzionato, e quello è difficile anche da monitorare come dato e come valutare l'impatto nei bilanci. Perché è il privato puro, diciamo, e quindi è tutto a pagamento, non paghi il ticket, non si paga il ticket, non risponde a logiche di governance pubblica e dunque anche a un'economia tutt'altra che è difficile inglobare nell'economia del sistema sanitario nazionale per logiche proprio differenti. Poi abbiamo chiesto però perché si è rivolto al privato, quindi la motivazione, e dalla torta che si vede sotto la maggior parte dei soggetti hanno risposto che per il 58% le liste di attesa erano troppo lunghe. Poi quali altre motivazioni sono andate ad incidere nella scelta della struttura privata? Allora, il 18% aveva fiducia nel medico specialista, quindi si muove anche per canali e conoscenze personali, e da questo anche deriva poi la necessità che era emersa in un'altra risposta del questionario, dove i soggetti hanno sempre più bisogno di avere conoscenze, di conoscere il sistema sanitario. E su consiglio del medico curante solo il 6% e il 9% su consiglio del CUP, il Centro Unico Prenotazioni, del distretto dell'US. Solo il 9,3% pensa che ci sia una migliore offerta di cura. Ecco, questo è un po' il comportamento dei soggetti che si rivolgono al privato. Quindi insomma la grande maggioranza è proprio per la questione delle liste d'attesa, si rivolge al privato proprio perché evidentemente non riesce a trovare una risposta nel pubblico e nel tempo auspicato. I tempi non sono adeguati, perché un'altra domanda riguardava proprio se il cittadino riteneva che i tempi di risposta al bisogno di cura fossero adeguati, ed era più del 50% dei soggetti intervistati ritenevano che non fossero adeguati, e questo poi esita appunto in accessi impropri al pronto soccorso o l'utilizzo in modo anche fra virgolette consumistico del sistema sanitario privato, perché la necessità di cura viene calcolata anche dal soggetto stesso nel momento in cui non trova risposta nella figura più autorevole, che è il medico di medicina generale.
E qui ritorniamo un po', no, a quello che si diceva, sì, a quello che si diceva all'inizio, proprio sì, perché la prima risposta è proprio quella del territorio, del medico di medicina certo, generale, quella certo, che il cittadino si aspetta e quella figura alla quale si rivolge ovviamente e giustamente al presentarsi di un problema di salute. Però come si diceva prima abbiamo visto nell'ultimo quinquennio una riduzione che è dell'11% dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale. È una riduzione pesante, è un dato che fa capire perché la medicina del territorio non è in grado di rispondere. Sicuramente le case di comunità sono uno strumento validissimo. Abbiamo appena detto, sono in corso di realizzazione, gli investimenti che si stanno facendo sono importantissimi, però poi bisognerà avere le figure che offrono le prestazioni, medici, infermieri e tutti gli altri professionisti della sanità necessari per fornire una prestazione completa. È quello che si diceva, i medici dipendenti dell'USL, medici e personale di comparto è in riduzione, o quantomeno non viene incrementato rispetto a quelli che sono fabbisogni. C'è anche una migrazione, no, dal pubblico al privato, perché stiamo vedendo continuamente, no, molti medici, infermieri che dal pubblico emigrano al privato. Direi uno svuotamento. Uno svuotamento. Esatto, sia medici che personale di comparto, è proprio un fenomeno a cui si assiste continuamente. L'altro fenomeno importante negli ultimi anni è un aumento del ricorso da parte dell'azienda alle prestazioni professionali esterne, a collaborazioni esterne. Anche qui dal 2019 al 2024 abbiamo avuto un aumento del 117% come spesa, un aumento importantissimo, determinato, questo lo dice l'azienda stessa nelle sue relazioni, proprio dall'esigenza di abbattere le liste di attesa. Cosa c'è dentro queste prestazioni? Ci sono sì le prestazioni aggiuntive richieste ai medici dipendenti, in parte finanziate dallo Stato e dalla Regione Veneto. Quindi è la famosa libera professione d'azienda, tanto per capirsi, da parte dei sì, non è proprio libera professione, perché è comunque riconosciuta all'interno della professione stessa del medico, però è una prestazione aggiuntiva trattata anche in modo agevolato da un punto fiscale. E poi ci sono, da un punto di vista fiscale, e poi ci sono gli incarichi dati proprio a medici in libera professione, anche ad esempio il richiamo dei pensionati, proprio per far fronte a questo fabbisogno. Quindi questa carenza di personale dipendente, aggiunta alle difficoltà anche con gli ambulatori e le aziende e gli ospedali e le case di cura accreditate, determina questa situazione di criticità complessiva di tutto il settore pubblico. Ripeto, gli investimenti nel territorio ci sono, solo 55 milioni di euro e oltre, in parte finanziati con PNRR. Tutti abbiamo visto qui a Treviso la cittadella della salute, anche quella un importante investimento. Lo sforzo ulteriore è finanziare la spesa del personale, che probabilmente non dipende neanche sicuramente direttamente dall'USL 2, ma è una questione un po' più ampia a livello nazionale di finanziamento della spesa sanitaria. Certo, anche perché è sempre più difficile trovarlo, poi bisogna anche trovarlo questo personale, no? Sì. E abbiamo visto come per esempio anche tanti giovani medici laureati in Italia scelgano di andare a lavorare all'estero, perché magari meglio retribuiti, perché con tutta una serie di benefit che qui non ci sono
sono, quindi è chiaro che diciamo sono delle questioni che vanno ben oltre, insomma, no, quello che è il confine territoriale, riguardano lo Stato, quindi, e le intenzioni che ha nei confronti di questo sistema sanitario nazionale, che forse tutto il mondo ci invidia come garanzie di sanità che si riescono a dare alla popolazione, ma che sta sempre più, diciamo, virando verso il sistema privato, come c'è in tanti altri paesi del mondo, con ovviamente tutti i problemi che questo comporta chiaramente per la popolazione, no? Certo, ma poi c'è una dimensione che riguarda l'attrattività economica, per cui la remunerazione, dove i medici italiani a livello europeo sono quelli meno pagati. E non solo questo, ma c'è un problema anche demografico dal quale non possiamo prescindere, perché tutta la popolazione che adesso va a comporre gli over 65 sono quelli che fanno parte della generazione del baby boom. Bene, non c'è più stato un ricambio generazionale tale da mantenere quella densità di nuovi nati che c'è stata nella generazione del baby boom, e questi effetti si vedono poi in tutta la diminuzione di figure e della carenza di personale, ad esempio nell'ambito ospedaliero, anche perché per contro abbiamo la popolazione anziana e anche i grandi anziani che aumentano, non diminuiscono, e corrispondente alla stabilizzazione demografica della fascia over 65 abbiamo anche aumento di bisogno sanitario, perché ci sono cronicità, multiproblematicità, per cui il sistema sanitario è chiamato a rispondere a una complessità più ampia, per cui anche il personale deve essere più strutturato, ma per il momento è carente anche per questa parte qui dello sbilanciamento demografico, e nelle previsioni future non abbiamo scenari rosei, a meno che tutt'altro, direi. Tutt'altro, perché se vediamo dalle analisi demografiche, corrisponderanno ad un giovane corrisponderanno nel 2044 3 anziani, nel 2034 2 anziani e mezzo. Vediamo riportato in ambito sanitario ospedaliero ogni infermiere quanti pazienti. Già adesso sono sottodimensionati, ogni medico uguale quanti pazienti, figuriamoci in questa prospettiva. E considerando anche la popolazione immigrata, anche lì abbiamo visto che nemmeno loro contribuiscono a generare un ricambio generazionale che dia un equilibrio, perché appena si insediano nel nostro territorio ne adottano anche usi e costumi. Dunque, e quindi si stanno adeguando anche loro a questo calo demografico sostanzialmente. Sì, anche la loro fertilità è diminuita del 50% in alcune zone, soprattutto nella zona a livello regionale. Abbiamo ricostruito una fotografia nella zona del Bellunese, ad esempio il calo è di più del 50%, per poi arrivare al 40% anche nella nostra provincia. Quindi c'è una situazione anche di difficile sostenibilità dell'equilibrio socio-economico della struttura della popolazione. Certo, tra l'altro, Antonella Martini, non è neanche poi solo una questione di numeri assoluti, no? Perché ovviamente per un medico di famiglia piuttosto che per un reparto ospedaliero non è che uno vale uno, perché avere un paziente ottantenne non è la stessa cosa, o un assistito insomma ottantenne non è la stessa cosa che averne uno di 30 anni, la stessa cosa ovviamente pensiamo per un medico di medicina generale che magari ha 1500-1800 pazienti. Se di questi 1500-1800 pazienti il 60% è costituito da over 65 anziani, chiaramente il carico di lavoro è decisamente diverso. Assolutamente sì, in effetti bisogna analizzare questi dati, sì, considerando il numero dei medici che, come abbiamo appena detto, è in calo, quelli di medicina generale, e
la tipologia di paziente. La popolazione over 65 è in aumento costante e in prospettiva aumenta sempre di più, ed è una popolazione che ha un maggior fabbisogno. Da una certa età in poi le patologie aumentano, i bisogni crescono per forza di cose, crescono per forza di cose, e quindi il calo del medico accompagnato ad un aumento dei fabbisogni determina appunto queste difficoltà, tempi di attesa per avere una visita del medico generale che vanno oltre quelle che sono tempi di attesa, insomma, consentiti e possibili, e liste di attesa altrettanto lunghe, molto più lunghe anzi, per quanto riguarda gli accertamenti, gli approfondimenti specialistici ambulatoriali. Questo è il quadro e questa è la prospettiva che ad oggi non dà un quadro ottimista. E come dicevo prima, i vari reparti e i vari dipartimenti dell'USL 2 hanno richiesto nel piano di integrazione attività e organizzazioni 462 unità, soprattutto infermieri e OS, personale OS, 462 unità che nel territorio di Treviso è difficile reperire. Quindi già questo semplice dato, questo numero così fa capire quale sia la difficoltà, perché se è importante il medico è altrettanto importante il personale infermieristico o l'operatore sociosanitario. Certo, tra l'altro volevo riallacciarmi a questa questione con un altro aspetto che è strettamente collegato, che è quello delle case di riposo, perché poi alla fine infermieri e OS, sappiamo la situazione drammatica che più volte è stata messa in luce dalle case di riposo del Veneto, di tutta la regione, circa la carenza di personale, che poi alla fine si spostano da una parte all'altra, perché magari quelli delle case di riposo vanno a lavorare negli ospedali dove i contratti di lavoro sono migliori e quindi riescono a guadagnare di più, magari migliora un po' la situazione nell'ospedale, precipita nelle RSA, per cui insomma alla fine è un cane che si morde la coda, no, Anna Rita Contessotto? Sì, è un circolo vizioso, anche perché nelle case di riposo si sta sempre più profilando una collocazione del reparto di geriatria all'interno delle strutture per anziani. E questo è un altro problema molto consistente, perché ad esempio adesso vi è anche un calo del minutaggio di assistenza per assistito, per una riorganizzazione dei tempi, per anche la carenza di personale e di risorse. Dall'altra parte abbiamo anche un impatto sempre più consistente delle rette per gli anziani di soggiorno all'interno delle case di riposo e per le famiglie, perché abbiamo visto che nel territorio abbiamo un 30% di pensionati che ha una pensione al di sotto dei 1.000 euro mensili, e abbiamo visto invece quanto, facendo il monitoraggio della retta all'interno delle case di riposo con impegnativa di cura residenziale o meno, le varie differenze. Cosa emerge? Che il costo mensile varia nelle strutture pubbliche dai 2.600 euro, nelle private dai 2.800 euro mensili. A livello di sostenibilità economica e di sostenibilità della vecchiaia è molto difficile che, rispetto alle pensioni medie che si aggirano attorno ai 1.700 euro al mese, poter condurre l'esistenza in questo tipo di strutture, con tutte le problematiche di garanzia del servizio, della qualità del servizio, del personale all'interno, del medico di medicina generale, anche lì che segue la struttura degli infermieri, l'inquadramento delle figure, che ovviamente a livello contrattuale ci sono vari soggetti, vari appalti che dopo possono giocare a ribasso piuttosto che nel pubblico. Quindi è molto, molto delicata e ha dei confini da ridefinire, ecco.
Senz'altro, peraltro voi siete appunto lo SPI della CGIL, quindi il sindacato dei pensionati, no? Antonella Martini, quindi diciamo che queste situazioni le vedete quotidianamente, proprio perché è quella la fascia di popolazione che si rivolge a voi, ed è quella la fascia di popolazione che appunto ha maggiore necessità, soprattutto in questo settore. Che polso avete della situazione? No? Perché poi alla fine il front office con le persone che arrivano siete voi. Sì, beh, da parte dello SPI c'è un importante servizio che è lo sportello sociale, nel quale appunto si rivolgono tutti questi soggetti appunto appena elencati che hanno bisogno di assistenza, di un'assistenza a 360 gradi. Hanno bisogno di conoscere quali sono eventuali trattamenti previsti dalla normativa vigente a loro favore, parlo di trattamenti di tipo economico, quindi prestazioni economiche, hanno bisogno di sapere come reperire, come assumere, come regolarizzare una badante, una colf che appunto possa venir loro incontro per i casi più di assistenza, che hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di sapere come trattare un caso di invalidità civile al 100% o anche inferiore. Ecco, tutte queste richieste lo SPI ha appunto creato, per tutte queste richieste ha appunto creato uno sportello sociale in grado di rispondere e di fornire un importante aiuto all'utente, perché è difficile, ecco, è anche molto difficile, e parlo anche come utente dall'altra parte, è molto difficile conoscere e sapersi orientare in quello che è un groviglio di normativa e di prestazioni che sono anche presenti per aiutare le famiglie. E appunto per questo è importante che le istituzioni, va bene il sindacato, però anche che le istituzioni tutte, a partire dai comuni, a quelle che saranno poi gli ATS, i costituenti ATS, gli ambiti territoriali sociali, diano anche questo servizio al cittadino per poter fornire una risposta che sia a 360 gradi, perché la casa di riposo è una soluzione, però sappiamo quali sono le difficoltà per reperire un posto e quindi è anche altrettanto importante cercare di dare un aiuto al domicilio, un aiuto che è presente come prestazioni fornite dallo Stato, dall'USL o dai comuni, però molto spesso il cittadino non le conosce. E questo è fondamentale, anche perché non è detto che sia la situazione preferibile anche da parte dello stesso anziano, che molto spesso preferisce rimanere a casa propria, no? Se ha quell'assistenza e tutto ciò che gli serve per poter essere aiutato in questa fase della vita. No, Anna Rita Contesotto? Sì, assolutamente. La gran parte dei soggetti anziani preferirebbero rimanere nel loro ambiente, ma è poi la sostenibilità del bisogno di cura e l'assistenza, la stessa organizzazione di tutta la parte dei caregiver, tra la famiglia, la badante, la risposta, l'intercettare il medico, appunto. Tra l'altro c'è poi tutto il capitolo, ma ormai il tempo che abbiamo sta per finire, relativo proprio alle demenze, all'Alzheimer, no? E anche questo l'abbiamo sentito recentemente proprio dai dati che sono stati diffusi in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, relativi proprio al nostro territorio, quanto siano in aumento, e questo ovviamente comporta delle problematiche enormi che coinvolgono non solo ovviamente la persona che sta male, ma tutta la famiglia che ha queste persone con queste patologie. Ha un impatto enorme su tutta la famiglia, e a questo colgo l'occasione anche per raccontarle un po' di dati rispetto a una ricerca che abbiamo fatto sull'assistenza domiciliare, ancora conclusa nel 2023, dove andavamo a vedere come l'assistenza domiciliare nel territorio venisse articolata, e già all'epoca mancavano 150 infermieri adibiti all'assistenza domiciliare.
quindi c'era già quella consistente carenza lì in tutta la provincia, e nelle zone del distretto di Asolo Castelfranco vi era una carenza, se non erro, di una ventina di infermieri, 15-20 infermieri in meno. Quindi purtroppo le carenze di personale vanno a pesare su tutta una rete su tutta la rete del sistema sanitario. Infatti non è solo l'ospedale no, è magari quella più evidente, no? Però alla fine è tutto l'intero sistema, tutta la rete di assistenza al cittadino, in particolare ovviamente soprattutto a quelle che sono le fasce più deboli, quindi gli anziani, quindi gli invalidi, quindi le persone con gravi patologie, e quindi è tutta la rete che, una volta che viene meno un pilastro, uno dei pilastri, no, si incrina. Il cittadino utente, paziente va veramente in difficoltà, in crisi. Ecco, a questo proposito gli ambiti territoriali sociali, che sono in fase di costituzione e speriamo nascano al più presto nel rispetto di quelli che sono gli obiettivi per cui sono stati previsti. Ecco, speriamo che questi ambiti dovrebbero proprio abbracciare il cittadino in tutte le sue necessità e fornire la risposta, quantomeno indirizzarlo a 360 gradi, perché appunto sono ambiti che dovranno erogare e rispondere, almeno per quanto riguarda i servizi sociali, al 100%. Riuniranno al loro interno tutti più comuni. L'ambito di Treviso sarà il più grosso, di sicuro il più grosso del Veneto, se non d'Italia, che prevedrà circa 400.000 abitanti, oltre 400.000 abitanti, e ricomprenderà al suo interno tutti i comuni, per poter dare una risposta meno frammentata ma uniforme, più coordinata e più completa a tutti i cittadini nella stessa misura, che abitino nel comune più piccolo o in comune di Treviso. Anche questo dovrebbe essere un passo importante che speriamo insomma venga realizzato secondo quelli che sono gli obiettivi previsti dalla legge regionale. Grazie, allora abbiamo finito il tempo. Voleva aggiungere velocissimamente qualcosa? Perché stiamo per chiudere. No, che dicevo che tra l'altro nei comuni più piccoli, ad esempio nelle zone pedemontane, è molto più difficile raggiungere e costruire un servizio e mantenere il servizio. Questo è anche il problema del depauperamento in certe zone dei servizi sociosanitari. Certo. Allora, siamo giunti al termine, io vi ringrazio per essere state con noi, grazie a Anna Rita Contessotto e a Antonella Martini dello SPCGL di Treviso, grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito, un buon pomeriggio.